TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle mura di Treviso, al fine di consentire le operazioni di pulizia delle superfici esterne e interne del Varco Santa Bona, l'area sarà chiusa al transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ore 8:30 del lunedì 17 novembre fino al 28 novembre. Durante il periodo di chiusura verranno predisposte in loco tutte le deviazioni necessarie, segnalate dalla ditta incaricata tramite apposita cartellonistica. I mezzi del trasporto pubblico urbano saranno deviati su itinerari alternativi. Cambiamo argomento. La rete degli ATM, gli sportelli automatici di Poste Italiane, continua a crescere. Nei giorni scorsi sono stati installati 4 nuovi postamat presso gli uffici postali di Refrontolo, Miane, Vazzola e Possagno, portando a 107 il totale delle unità operative in tutta la provincia di Treviso. Gli sportelli automatici ATM Postamat di ultima generazione, si legge in una nota, sono caratterizzati da migliori performance, da novità in termini di funzionalità e servizi, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Parliamo di economia. Nonostante il forte aumento del costo della materia prima, il prezzo della tazzina di espresso servito al banco resta per la provincia di Treviso in media su 1,40 euro, con un aumento minimo rispetto allo scorso anno, 1,34 prezzo medio tazzina, quindi appena pochi centesimi nell'arco di un intero anno ed in un periodo di inflazione. Nonostante il forte aumento del costo della materia prima, il prezzo della tazzina di espresso in provincia di Treviso è dunque rimasto relativamente stabile e si conferma tra i più bassi in Europa, come spiega la presidente di FIPE Confcommercio Dania Sartorato. La tradizione dell'espresso richiede un lavoro costante. Il barista è parte del processo tanto quanto il produttore o il torrefattore. All'estero il prezzo fisso praticamente non esiste e la tazzina ha prezzi ben più alti e nessuno si stupisce. Ed ora apriamo la pagina della sanità. Diventare un ospedale della gentilezza a 360 gradi. Questo è l'obiettivo dell'ospedale di Oderzo, che oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, lancia una serie di iniziative volte a promuoverla nel contesto sanitario, attività queste che si inseriscono nel progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, al quale lo scorso marzo l'unità operativa di ostetricia e ginecologia ha aderito in ambito materno-infantile. In un mondo frettoloso alcuni spunti che verranno dati all'interno dell'ospedale di Uderzo potrebbero far riflettere e far produrre gentilezza. I dettagli delle iniziative nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.